Il colpo d'occhio è impressionante, prima il boato dei tuoni, poi il vento fortissimo, infine la pioggia scrosciante. Su Castagnole, a Paese, si è abbattuta una vera e propria tromba d'aria, oltre a improvvisi blackout, sbalzi di tensione, gli alberi caduti. Danni ingenti, soprattutto al cimitero, dove un cipresso secolare è caduto sulla cinta muraria sfondandola e danneggiando di conseguenza numerose tombe. È un cipresso di quanto? 200 anni, 300 anni? È incredibile che venga giù in quel modo. Sono arrivata qui perché mi pareva più impossibile che un cipresso potesse cadere. È una cosa che ti colpisce, insomma, perché è un luogo sacro, e sacro per la memoria e anche per coloro che ci hanno lasciati. Vento che non ha lasciato in piedi nemmeno l'albero più grande del giardino della scuola elementare Pascoli. Cioè è una cosa Abbastanza brutto. è brutta da vedere, meno male che non ci sono bambini. C'erano i tuoni, lampi, che mi illuminava la cucina. Io sì, avevo paura, anche perché ero a casa da sola. 2 giugno del 66, E cosa è successo? è venuto l'angelo, una tromba d'aria, E ieri sera è successa una cosa che le hai ricordato quasi uguale, quasi compagna. Danni abbastanza pesanti, soprattutto al cimitero. Qui fortunatamente si è abbattuto all'interno del giardino della scuola, sfiorando l'edificio in minima parte, però un vento talmente forte che addirittura ha alzato tutta la zolla circostante. L'albero è sanissimo. Giornata di grandi lavori a Castagnole per la rimozione e la messa in sicurezza dei luoghi. Ora resta da quantificare l'entità dei danni. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte di cittadini, in effetti con cabine dell'Enel, quindi luce disattivata, piuttosto che semafori che sono stati subito ripristinati. Purtroppo questo evento sono eventi imprevedibili. Siamo fortunati che non ha coinvolto e non ci sono stati feriti, quello sì.